Buon pomeriggio ragazzi, secondo me oggi è la volta buona ragazzi. Vedo tutte belle nuvole scure scure ragazzi. Se non piove oggi allora esco pazzo proprio. È uscito anche un po' di vento, nuvole nere ragazzi. È cambiato improvvisamente tutto. Stava il sole, pensate un poco, adesso in mezz'ora sono usciti questi grandi nuvoloni. In effetti guardate pure fino a qua ragazzi, quindi diciamo si spera che viene a piovere. In effetti guardate come è nuvoloso qua, diciamo è proprio bello scuro scuro ragazzi. Quindi se non piove oggi ragazzi allora è proprio un caso disperato proprio. Stanno proprio belle nuvole, quindi si prospetta un bel maltempo. Quindi vedete anche qua fuori come le nuvole sono belle scure scure, quindi in effetti ragazzi si presuppone che dovrebbe piovere, poi è capace che esce solo una volta e buonanotte, ciao Jacopo. Quindi diciamo ragazzi la previsione, perlomeno per quello che vediamo, è un temporale in arrivo, quindi almeno si spera, anche perché qua ragazzi di pioggia davvero non ha fatto quasi nulla, quindi speriamo bene, un po' d'acqua ci vuole. Il mare si vede, non dico bene bene ragazzi, però eccolo qua, si può vedere, diciamo, in effetti non si vede perfetto perfetto, però si riesce ad inquadrare abbastanza bene. Poi ci sono questi bei nuvoloni e quindi credo che oggi qua debba piovere. Ciao Stella, stiamo guardando il tempo qua, sperando che viene a piovere. Qua vedi è tutto bello scuro scuro, quindi diciamo guarda qua, è bello nero nero. Ciao Lino Verde, quindi credo che a breve un bel temporale ci vuole. In effetti ragazzi è proprio scuro, vedete qua, ci sta proprio un bel scuro scuro scuro. Se non piove oggi esco pazzo ragazzi, quindi la montagna si vede a malapena. Ciao Jacopo, buon pomeriggio. Salerno città, in effetti il mare di fronte in lì è la lungomare di Salerno, questo che vedi, diciamo qui in effetti questo mare che vedi lì sotto ci sta la lungomare, quindi stiamo a 4 km dalla lungomare. Speriamo che piove ragazzi, perché le nuvole promettono bene, però ultimamente guarda alieno, io faccio solo live in effetti faccio live di astronomia, alieni, diciamo un po' di tutto, però faccio sempre live, non faccio video più. Quindi in effetti già da stamattina ho fatto 5-6 live in effetti. Sì, qua è la lungomare di Salerno. Sì, sì, faccio tranne che diciamo in effetti. Ciao Arianna, come non ti saluto? Gossip, cioè roba di tipo Maria De Filippa, sta roba qui no, non faccio notizie. Faccio astronomia, meteo, alieni, complottismo. Diciamo tutte queste notizie un po' particolari in effetti. Diciamo, non faccio notizie tipo gossip, tipo Maria De Filippi, Grande Fratello, queste cose qua non le faccio come notizie. Anche se prima in realtà le facevo in effetti, poi mi sono dedicato più al paranormale, diciamo che mi piace di più. Ti ho salutato Arianna, quindi in effetti mi occupo più di fare video su fantasmi, rincarnazione, esiste l'anima, sai, tutte queste cose un po' particolari. Quindi meteo, a volte faccio la ripresa da casa per vedere il maltempo, che 2 mesi che non arriva proprio qua oramai.
Quindi mo che ho visto queste belle nuvole ho detto mo oggi fa la diretta. Arianna, ti ho salutato. Oh, no, non posso scriverlo. Sì, sì. In effetti ragazzi oggi dovrebbe piovere, quindi spero davvero che venga a piovere. Quindi vorrei fare un video dove ci sta davvero una bella tempesta. Speriamo bene così. Ragazzi, qualcuno può spiegarla ad Arianna che la sto salutando? Vedete ragazzi? Comunque è una bella vista. In effetti da qui si vede la costiera, diciamo, amalfitana dietro questa montagna. Da lì invece ci sta la parte di Avellino, Caserta, e invece da quest'altro lato verso sinistra si va verso la, diciamo, Reggio Calabria in effetti, quindi noi stiamo al centro in effetti proprio. Quindi ragazzi vi auguro buona giornata a tutti e speriamo che semmai dopo faccio un video con una tempesta live, sperando che piove però. Vabbè ragazzi, un saluto a tutti e ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi e grazie a tutti.